Una vasta operazione di respiro internazionale coordinata dalla direzione distrettuale di Palermo e condotta dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale, alla sede con cui sono stati disposti la custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti e il sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Le attività sono in corso di svolgimento, oltre che in Italia, Andorra, Gibilterra, le isole Cayman, in Lussemburgo, in Svizzera, in Libano, il Principato di Monaco e in Spagna, in stretta collaborazione e costante raccordo con i collaterali organi giudiziari e di polizia attivati tramite richieste rogatoriali e strumenti di cooperazione europea, eseguite anche estese perquisizioni a Malaga e a Campobello di Mazara, tutti luoghi nella disponibilità degli indagati. Sono oltre 150 i finanzieri impegnati nelle operazioni, parte di quali anche all'estero, al fianco delle forze di polizia degli stati esteri coinvolti, impiegati anche i mezzi aerei, droni, dispositivi termoscanner per la ricerca di intercapedini e cavità nascoste, oltre a un team di esperti specializzato in analisi informatiche per l'individuazione di wallet digitali e criptovalute. L'operazione giunge al culmine di una complessa attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, che ha consentito di ricostruire un imponente patrimonio frutto del reimpiego in molteplici stati europei ed extraeuropei di grossi capitali derivanti da attività del narcotraffico prosperati già a partire dagli anni '80 sotto l'egida di Cosa Nostra trapanese. Le investigazioni sono nate da una segnalazione dell'autorità di Andorra relativa a una donna originaria di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, con importanti disponibilità economiche in quel paese. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che la stessa era stata coniugata con un narcotrafficante di elevato spessore criminale, già destinatario di diverse condanne, con rapporti di stretta contiguità con Cosa Nostra. Su questo punto fondamentale nel corso delle indagini si sono dimostrate le dichiarazioni rese da più collaboratori di giustizia, i quali hanno dichiarato come parte del flusso di denaro connesso ai traffici di stupefacente fosse destinata in modo sistematico alle esigenze del mandamento di Castelvetrano e del suo stesso vertice, Matteo Messina Denaro. Sulla base di queste premesse si è fatta strada l'ipotesi che i fondi andorrani fossero in realtà da ricondurre alle suddette attività criminali nel settore della droga. Sono stati avviati dunque più espesi accertamenti che, partendo dal Principato di Andorra, si sono irradiati in numerosi altri paesi europei ed extraeuropei. In particolare iniziative di collaborazione sono state instaurate anche attraverso la rete di esperti economico-finanziari all'estero della Guardia di Finanza con la Spagna, il Lussemburgo, il Principato di Monaco e il Libano.